Il passaggio dal Paleolitico pietra antica al Neolitico pietra nuova anche in Sardegna fu lento e progressivo. L'uomo neolitico perfezionò la tecnica litica creando manufatti rifiniti. Iniziò a diffondersi l'allevamento, naturalmente in modo lento ma progressivo. L'ossidiana, roccia vulcanica effusiva, permetteva la costruzione di utensili e armi facilmente. Fu una vera materia d'esportazione, essendo richiesta e ambita in tutto il bacino del Mediterraneo. Questo minerale abbondava nell'isola, nel Monte Arci, e fu sfruttato fin dal Neolitico antico. In Sardegna reperti del Neolitico antico sono stati ritrovati a Sirri, presso Carbonia, nella grotta Corbedua a Oliena, nella grotta Filiestro a Mara, nella grotta Verde ad Alghero e alla Maddalena. Negli anni 70 presso il villaggio di Sirri vicino a Carbonia venne alla luce un importantissimo sito che testimonia la penetrazione neolitica in tutta l'isola e l'uso abbondante dell'ossidiana quale minerale principe dell'industria litica. Il luogo chiamato Sucarropu, riparo sotto roccia, nonostante sovrapposizioni posteriori, ci ha fotografato il sistema di vita di un clan di cacciatori. Importanti sono i frammenti di ceramica detta carriale ritrovati, dai quali emerge una tecnica particolare di decorazione, la quale si effettuava sull'impasto crudo tramite un'arsella rugosa detta cardium edule. Una statuetta ritrovata in un anfratto presso il rio Sade a Macomer, chiamata dagli studiosi la Venere di Macomer, in basalto scuro alta cm 15, riproduce una figura femminile in grossolana fattura, da far pensare a una primordiale dea madre. Molte scoperte nel campo dell'archeologia avvengono per caso. Spesso il classico colpo di fortuna, come avvenne per il sito di Cucurusarriu presso Cabras, dove vennero alla luce negli anni 70 una serie di tombe scavate nell'arenaria intatte. Appartenevano alla cultura di Bonuiginu del Neolitico Medio tra il 4000 e il 3400 a.C., la prima in assoluto in Sardegna. Con la cultura di Bonuiginu si manifestò così per la prima volta nell'isola il culto dei morti. Nella necropoli furono ritrovate tante statuette della Dea Madre che riconducono all'opulenza come simbolo di abbondanza e di fertilità. Le testimonianze di ceramiche di Bonuiginu provengono in prevalenza dei siti in grotta o dai ripari sotto roccia. Tanti reperti ci ha restituito la necropoli di Cucurusarriu e in tanti altri siti sardi. Si può dire che con Bonuiginu si identifichi una prima nazione sarda intesa come un popolo che ha la stessa lingua, la stessa religione, le stesse tradizioni, la stessa arte diffusa in quasi tutto il territorio della Sardegna. La cultura più importante del periodo neolitico è senz'altro quella di Ozieri, dal 3400 al 2007 a.C., chiamata anche di San Michele, prende il nome dalla grotta naturale situata nel comune di Ozieri. Questa cultura è l'evoluzione della precedente di Bonuiginu e nel corso dei secoli ha subito anche influenze di culture e concezioni esterne che hanno modificato notevolmente la sua essenza originale. Per convenienza è utile dividere questa cultura nella fase regionale e nella fase esterna. Nella fase regionale si ebbe la continuazione naturale della cultura di Bonuiginu, rafforzando le concezioni religiose e del culto dei morti. Nella fase esterna, l'arrivo di nuovi immigrati con nuove idee e modi di vita arricchirono la cultura originaria. Incominciano a sorgere i villaggi con capanne di frasche e si sviluppa una vita comune con le stesse esigenze, dove la famiglia diventa clan e tribù ed è regolata da leggi certificate dalla tradizione. Ciò che distingue questa grande cultura di San Michele dalle altre è il culto dei morti. Le Domus de Janas, tombe ipogeiche classiche di questo periodo, raggiungono una notevole diffusione in tutta l'isola. Le grotte artificiali del tipo orizzontale, scavate nella roccia anche granitica, ebbero una diffusione generale. Costituite anche da molte camere, potevano avere la funzione di sepolcri e di templi. Queste tombe erano complesse rispetto alla semplicità delle precedenti di Bonuiginu, ma chiaramente da queste ultime derivate e rese più importanti e monumentali.